Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi in una piccola live splash del vostro maletto veneziano. Oggi parleremo di come riattivarsi da questo periodo in cui le persone sono un pochettino down e l'anima un pochettino scoraggiata, un pochettino, insomma, vede il tunnel ma non vede tanto bene la luce. Ci sono problemi anche di cuore, sentimentali, ci sono molte cose che, insomma, bisogna ricaricare l'anima. Allora, il vostro marietto sapete che con Hildegard ha il sito capitano.alterista.org dove i link sono sotto qui in descrizione. Potete scaricare più di 20 ebook con tanto di spiegazioni per come utilizzare questi circuiti in modo gratuito. Vi ricordo anche che ogni sera alle 18:30 il vostro marietto veneziano ha le sibille interattive nel suo canale per 30 minuti in modo gratuito. Qui sopra vedete il numero di telefono su Telegram se volete telefonare in diretta e fare la domanda per saltare la colonna delle varie domandine che magari voi arrivate in ritardo, avete veramente una domanda importante, allora prendete Telegram, vedete qui sopra c'è il numero, no? E di conseguenza chiamate e avete la priorità. Chi chiama tramite Telegram con questo numero per 30 minuti ha questa possibilità di avere una risposta gratuita. Se no, se vuole una consulenza privata, sono 20 € 45 minuti pagabili tramite PayPal. Bene, vi ricordo che nel sito Capitano hanno scaricato più di 150.000 ebook e più o meno il vostro marietto ha donato all'umanità 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostatici. Nel sito Capitano c'è anche una sezione shop dove ad esempio potete comprare e acquistare questo ciondolento per 150 € più spese di spedizione. Bene, detto questo, partiamo un po' con questa live splash che spiega un po' alcune cose che il vostro marietto e il Degad hanno dato mh, alle persone che vogliono scaricare e usare per riattivare un pochettino questo periodo. La prima cosa che ormai voi sapete già è che il vostro marietto spinge tantissimo la croce cosmica. La croce cosmica è un simbolo che ha almeno 30.000 anni, è un simbolo che è sempre stato segreto e negli ultimi, tra virgolette, 15-20 anni è stato rilanciato dal Sud America. I primi che hanno messo online questo simbolino io l'ho preso da, come si chiamano, i sciamani sudamericani che hanno creato un sito fantasma, si può dire, e l'hanno postato. Io ho questo simbolo visto più o meno 50 anni fa ed era un simbolo che in quel periodo era molto, tra virgolette, tenuto sotto, insomma, non lo davano a nessuno. No? E quindi ricordatevi, scaricate questo e appendetelo in casa, in camera, insomma, nei posti dove potete guardarlo e vi entra nessun conto. Questo è la prima cosa da fare, quindi chi è la prima volta che capita in questo canale, la prima cosa da fare è la croce cosmica, ve lo stampate, lo mettete in qualsiasi parte della vostra casa dove c'è un passaggio di persone o nella camera o in sala e via dicendo. Se non potete, lo stampate e lo mettete sopra un armadio, cioè se ci sono persone in casa che ostruiscono questo tipo di... Poi un altro quadrante o circuito radionico, questo più che altro un circuito radionico, è questo qua. Questo qui l'ha ideato il legale magneto veneziano per ridare un po' rilancio al stato emozionale dell'anima. Questo qua lo si può scaricare gratuitamente nel sito capitano.alterista.org e praticamente ho già fatto le pillole al riguardo, ci mettete sopra il vostro testimone, che può essere una foto, un nome scritto, data di nascita e quant'altro, e chiedete a Pentolino per quanto tempo deve rimanere sopra il testimone. Bene? Questo qui lo scaricate dal sito capitano.alterista.org. Un altro circuito molto importante è anche questo, per avere della purezza interiore. Ho fatto anche delle pillole che spiego come poterlo utilizzare, comunque anche questo si può stampare e appendere, appendere in un posto in cui c'è passaggio in casa per avere praticamente dell'aiuto a livello interiore. Quindi questo per il rilascio emozionale di energie negative, oppure siete andati in un gruppo social dove vi sentite che non ci sono delle energie positive, usate questo qua. Guardate anche la pillola nel canale Barretto Veneziano in cui ho spiegato come utilizzarlo e anche questo. Purezza interiore. Lo si trova nei migliori gruppi social, sia in quelli di Paolo Chiarini, Laura Ciofini e anche nei nostri. Poi
Abbiamo anche dato un circuito molto importante, no, per la purezza dell'anima, per l'aiuto per l'anima, è questo qua. Questo circuito ha varie potenzialità, ma questo qui è stato creato appositamente da Marietto Veneziano. Ci sono i 72 nomi divini. Questo circuito si può usare in tanti modi, ma vediamo un utilizzo pratico. Prendete questo circuito, lo stampate, possibilmente lo plastificate, prendete una bottiglia blu, mi raccomando blu, lo ripeto, blu, una bottiglia blu, lo riempite d'acqua e lo posizionate sopra questo valorizzatore. Vedete? Qui dentro c'è dell'acqua, il circuito è stato stampato, chiedete al pendolino per quante ore deve restare, minimo però vi avviso già 5 ore. Quindi lasciate la bottiglia che viene impregnata delle 72 forze divine cabalistiche o nomi divini ebraici, chiamatelo poi come volete, e lo lasciate per ben almeno 5 ore, però vi consiglio di chiedere sempre il pendolino. Quindi tutto questo meccanismo, questo impianto non costa tanto, basta che stampate, è tutto gratuito, non dovete niente a nessuno e l'acqua bevete a sorsi chiaramente quando ne sentite il bisogno e chiedete sempre un pendolino quanti bicchieri d'acqua dovete bere. Invece questi circuiti sempre chiedere al pendolino per quanto tempo devono essere appesi oppure se restano appesi per tanto tempo non è che fanno male, aiutano magari altre persone. Ma mi raccomando, la croce cosmica, fissatela bene per 2 o 3 minuti che vi entri nel suo. Bene, cari amici, il vostro Marietto ha finito qui. Vi ricordo che stasera, mercoledì, siamo online alle 21 nel canale del Marietto Veneziano con il Degard, con il supporto del Degard, Sibille e Pendolino, e stasera alle 18:30 Sibille Interattivi nel canale Marietto Veneziano. Vi ricordo questo numero, lo vedete bene, se volete saltare a colonne, io do priorità a chi telefona tramite Telegram e chiede e fa la domanda per questi 30 minuti. Eventualmente un consulto a pagamento sono 20 euro 45 minuti. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.